il primo quello è già andato, fratello, quello è già fuori. 10 aprile 2012. Alla serata di Bergamo, Umberto Bossi decreta la fine dell'infedele tesoriere Pasquale Belsito nella Lega Nord, suscitando l'applauso del popolo delle Scope. 16 maggio 2012. Lo stesso popolo delle Scope si trova di fronte stavolta all'ostacolo più difficile da spazzare, quello del leader storico, perché adesso non c'è più soltanto lo scandalo morale. A piantare forse l'ultimo chiodo sulla bara politica di Umberto Bossi c'è la Procura di Milano, che lo iscrive nel registro degli indagati per truffa ai danni dello Stato sul caso rimborsi elettorali. Il senatur colpito nell'inchiesta assieme ai figli. La bomba scoppia in mattinata e fa il giro del paese in pochi minuti, raggiungendo il Veneto e Venezia. Da Palazzo Balbi parole lapidarie. Io confermo la mia piena fiducia nei confronti dei magistrati, come ho sempre fatto anche in passato. L'unica sede titolata a discutere questi fatti è rappresentata dai tribunali, dove verrà accertata la verità. Se poi ci saranno delle responsabilità è giusto che chi è colpevole dovrà pagare. In mattinata sulla pagina Facebook di Roberto Maroni campeggia una frase chiara su etica e politica. Largo ai giovani e chi è capace. Per faccendieri, ladri e ciarlatani non c'è posto nella Lega del futuro. Messaggio che non cambia anche quando la notizia di Bossi indagato è già sulla bocca di tutti. Chi sbaglia deve pagare la stessa linea del coordinatore provinciale del Carroccio, che avverte. Ovviamente il nostro, che è un partito che già da qualche mese ha iniziato un programma di riforma, dovrà per forza capire che cosa sta succedendo e rimodulare una strategia che sarà presa soprattutto sulla base di ciò che queste notizie hanno sul territorio. E proprio da Venezia i vertici del Carroccio lanciano l'estremo appello alla base: non fatevi scoraggiare da questo ciclone. La benzina siamo noi, la benzina sono tutte le persone oneste che popolano la Lega Nord. Questo è il messaggio più positivo che noi dobbiamo dare, e sono tutte quelle persone che aprono le sedi, ci hanno sempre messo dei soldi propri e dovranno continuare a sostenere la nostra idea, perché altrimenti morirà con noi.